come vedi il panorama locale? Cioè, possiamo anche estenderlo magari al panorama veneto? Il Veneto e in particolare Treviso, Venezia sono città che hanno tanta musica, tanti musicisti, è sempre stata una regione molto fertile per la musica. Ci sono centinaia di locali, di club, di music club, ci sono feste della birra, una volta si chiamavano le sagre con gli autoscontri e il liscio, adesso si chiamano feste della birra, dove c'è occasione per tutti o quasi tutti di esibirsi, di suonare, montare sopra un palco, un sacco di iniziative, ce ne sono tantissime. Il rovescio della medaglia classico è che la musica non è sempre di grande valore artistico, fermo restando che è difficile raggiungere un traguardo, come dire, il valore artistico è una parola così grande, ma poca gente, ecco, che prova a spingersi in certe direzioni. Colpa forse anche magari tipo di chi dà gli spazi. La colpa è dei musicisti. Questa io l'ho sempre detto, non è né colpa del pubblico né colpa di chi dà gli spazi. Ecco, forse chi dà gli spazi andrebbero divisi in due categorie. Ci sono gli imprenditori che hanno il locale, per cui investono dei soldi, quindi devono anche ritornare indietro di questi soldi, e a questi io non do la colpa. Adesso ci vorrebbe un po' di tempo, però all'inizio i locali, è come le radio private, sono nati negli anni 70 perché non c'erano altri spazi per sentire musica. Erano appassionati di musica che aprivano un bar e chiamavano dei musicisti a suonare perché volevano sentire delle cose che non si sentivano in giro, come le radio private, no? Che si trasmetteva musica che non si sentiva alla Rai, eccetera eccetera. Ci mettevano la faccia. Quindi avevo fatto una piccola digressione. E sì, ci sono tanti musicisti, però i musicisti, secondo me, visto che hanno una passione per una cosa che si chiama musica, una forma di espressione, di linguaggio, sarebbe molto bello se andassero fino un po' più in fondo alla questione della musica, quindi esprimersi cercando di fare cose proprie, dei tentativi, degli esperimenti a livello creativo, quindi invece che a livello creativo. Invece a volte non tutti, ma c'è una buona fetta di musicisti qui, ma in Italia, non solo qua, anche perché qua si stringe il campo, che pur di suonare fanno quello che non vorrebbero fare. Allora io mi domando sempre, ma è più importante suonare fuori o suonare e basta, anche a casa, però fare quello che veramente ti piace? Catch what's happening on my guitar. That's not so bad.